Appuntamento con la storia per due compagini che dopo una lunga stagione cercano l'allungo decisivo per coronare un sogno chiamato Serie A. Dalla Tenso struttura di Caprarica di Lecce, un buon pomeriggio da parte di Gianluca Valente, pronto a raccontarvi la gara di ritorno della finale playoff di Serie B femminile tra Levante Caprarica e Infinity Academy Futsal. Clima delle grandi occasioni qui in terra salentina per un match che vale una stagione. Si riparte dallo 0-3 maturato 7 giorni fa alla Belbotea Arena di Tombolo, dove le pugliesi si imposero per 3-0. Ovviamente è un fattore importante, ma c'è un'altra partita da giocare, tutto può accadere in una partita che sicuramente segnerà un crocevia importante per entrambe le realtà partenopea, vale a dire il Napoli, Woman Napoli, che invece in mattinata ha già centrato la promozione in Serie A ribaltando la sconfitta per 2-1 maturata in casa del top 5, vittoria per 7-3 da parte delle partenopee e quindi promozione in Serie A per il Woman Napoli. Complimenti alla compagine napoletana. Adesso però ci concentriamo su Levante Caprarica Infinity Academy Futsal. Andiamo a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici. Lucy Campanile, allenatrice del Levante Caprarica, può contare su Oselame, Primitivo De Marco, Doria, Mangafas, Riberete, Plevano, Pampo, Privitera, Cucurachi, Amanda e Lazzari. Risponde l'Infinity guidata da Marta Carluccio con De Sanctis, Carollo e Sciana, Macinenti, Vizcaino Santi, Gaisago, Turetta, De Brito, Garcia, Valente e Pomposelli. Dirigono il match i signori Antonio Vania e Cosimo Damiano Vino, provenienti entrambi dalla sezione di Barletta, mentre il crono è Manuel Rizzato della sezione di Brindisi. Tutto pronto. Foto di rito da una parte e dall'altra, inquadrate adesso il quintetto del Levante Caprarica. Diamo uno sguardo a quelli che sono gli starting five da parte delle due squadre, con Oselame tra i pali per il Caprarica, poi c'è Amanda con il 55, Ribeirete con il 17, Mangafas con il 14 e, se non vado errato, con la maglia numero 23 ci deve essere Privitera. Così è proprio lei che dà il calcio d'inizio. Questa gara che vede invece rispondere l'Infinity con De Sanctis tra i pali. Poi con la maglia numero 11 c'è Turetta, con il 4 c'è Esciana, con la maglia numero 23 c'è un vero e proprio monumento del futsal femminile, vale a dire Arianna Pomposelli, e con la maglia numero 21 c'è Anna Valente. Dicevamo, si riparte dal 3-0 maturato in terra veneta 7 giorni fa, reti di Plevano, Oselame e Mangafas rappresentano le squadre anche in Puglia vestendo le maglie di Bisceglie e Molfetta. Riberete, gran giocata, tentativo strozzato dalla 17, palla a fondo campo. Levante Caprarica che invece ha vinto il girone C con 46 punti davanti alla Virtus Cup San Michele, 38 di punti collezionati dalle San Micheline.
con un tentativo, la palla recuperata da Oselame. Mangafas, bisogna sistemare la porta. Palla in profondità, termina in rete. Vediamo cosa decidono gli arbitri. E gol, e gol, e gol del Levante Caprarica con Ribeirete che pizzica di testa il pallone e la mette dentro per l'1-0 delle pugliesi. Dopo 1 minuto e 55 secondi di gioco si sblocca il risultato. Proteste da parte della panchina dell'Infinity. Dialogano i due direttori di gara, Vania e Vino. Gol non assegnato, quindi cambia quella che era l'idea iniziale da parte dei due direttori di gara, che all'inizio il gol lo avevano dato e invece si rimane sullo 0-0. Ancora azione da parte di Turetta, chiusa da banda destra. Mangafas prova a recuperare e fa ripartire le sue. Scarico per Ribeirete, Privitera, ancora Amanda. Privitera dalla propria tre quarti campo trova poi la deviazione di De Sanctis. Tornando al gol o presunto tale da parte del Levante Caprarica, Vania aveva segnalato il tocco di testa, evidentemente poi si è consultato con Vino cambiando idea su quella che era stata la valutazione iniziale, tant'è che anche sul tabellone è stata fatta poi correzione. Torniamo in presa diretta, Amanda il diagonale direttamente a fondo campo. Partita subito accesa, bella vibrante qui in terra salentina. Tentativo dalla distanza da parte di Pomposelli, pallone di molto fuori dallo specchio della porta, difesa da Gabriela Oselame. Quattro gol in stagione per lei, compreso quello nella gara d'andata. Bello lo scarico da parte di Valente per Esciana. A proposito di esperienza e talento da vendere, la numero 4 dell'Infinity è una degna rappresentante. Ancora palla recuperata, Pomposelli si divora, un tiro libero in movimento. Ancora lancio lungo. Oselame. Mangafas. Pallone intercettato momentaneamente da Pomposelli, rimessa laterale in favore delle padrone di casa. Amanda torna indietro, recupera palla Valente, spallata regolare, proteste del pubblico ma si gioca. Esciana, il rimpallo favorisce poi Amanda che mette fuori il pallone. Tentativo di Pomposelli, respinto dagli stinchi di Privitera. Esciana un po' in difficoltà, in estirada. L'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale in favore del Levante Caprarica. Pronta Patti Ribeirete a rimettere in gioco il pallone. Chiama lo schema
la 17. Oselame di prima intenzione, palla centrale, non ci sono compagni, c'è Valente invece che prova a servire Pomposelli, ci riesce Pomposelli e poi il tentativo di Vizcaino, altra grande occasione per l'Infinity. Levante Capranica che deve cominciare a registrare qualcosina in fase difensiva, già un paio di volte che Pomposelli si ritrova spazi apertissimi per poter calciare, adesso perde palla innocuamente Privitera, apertura verso Vizcaino che poi non riesce a controllare in maniera opportuna il pallone. Privitera con l'esterno, anticipata da Vizcaino che prova a ripartire, palla in profondità per Pomposelli, impossibile da raggiungere per la 23. Oselame per la più vicina, Plevano, sale palla al piede la 19, apertura per Ribeirete. Mangafas, ancora Plevano, varchi chiusi tra le linee, c'è De Marco, la new entrata, puntata respinta, ancora Ribeirete, controsterzata, l'imbucata non va a buon fine, allontana il pericolo Valente. Ancora, questa volta la spizzata, Ribeirete! Pallone fuori da posizione favorevolissima. Lancio di Oselame per il Ribeirete, questo è un fattore che sta mettendo in difficoltà la retroguardia dell'Infinity. C'è stato il gol non gol e adesso il palo con poi il tap-in successivo di Ribeirete calciato alle stelle. Carollo, De Brito con l'esterno in avanti per Vizcaino, pallone troppo lungo, altro lancio in avanti, Mangafas non riesce a tenere in campo il pallone e allora sarà Caterine De Brito a rimettere in gioco la sfera, altra giocatrice di grande esperienza e talento, ovviamente da una parte e dall'altra. Non si arriva alla finale playoff, promozione in Serie A se non si hanno giocatrici talentuose e di grande esperienza. Plevano rischia su Caisago, poi alla meglio, poi l'imbucata verso Mangafas non va a buon fine, prova la ripartenza De Brito, apertura per Carollo, ancora a cercare Vizcaino che in qualche modo riesce a recuperare il pallone, l'ultimo tocco credo sia di De Marco, rimessa laterale in favore delle ospiti, fuori Mangafas, dentro nuovamente Amanda. Carollo respinge Oselame, poi in area di rigore mette ordine Amanda. Caisago recupera la sfera. Carollo, ancora Caisago, De Brito, fronteggiata da Ribeirete, apre la Lettone, poi ancora Ribeirete, non riesce a tenere in campo il pallone. Nuovo possesso per l'Infinity. Vizcaino la battuta. Carollo centralmente cerca De Brito, a contatto con Plevano, l'ultimo tocco è di De Brito, esce Ribeirete che ha ricevuto una manata involontaria al volto, va a curarsi dentro Capitan Martina Pampo, mentre in uscita pressing Capranica regala una rimessa laterale in zona d'attacco agli avversari. Carollo aspetta troppo, mette anche in difficoltà Caisago. Il possesso passa nuovamente in padrone delle rossoverdi. Altro errore di Plevano. Difficoltà nell'uscita pressing da parte del Levante Capranica sulla pressione altissima delle avversarie. De Brito la puntata, controfallo. Nuovamente cambio di possesso palla. Plevano rischia un'infrazione di 4 secondi. Poi Carollo non riesce a controllare il pallone e sarà quindi calcio d'angolo per il Levante Capranica. Plevano, squadra decentrata sulla sinistra, adesso arriva De Marco in supporto sulla destra, ma Oselame decide di calciare verso la porta.
Pallone a fondo campo. Infinity che in stagione ha collezionato 11 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, compresa quella dalla gara d'andata. Cammino del Levante Caprari che invece fatto di 15 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte. Agganciata De Marco, tutto regolare, si continua a giocare. Plevano apre per Amanda. Ancora De Marco, si lotta alla zona centrale del campo, rimane dolorante a terra Amanda, scontro fortuito con Caterine De Brito. Anche per lei un problema al volto, Amanda dice è già la seconda volta che lo fai. Credo faccia riferimento alla manata ricevuta da Ribeirete. Carollo per Vizcaino, centralmente a cercare De Brito, pallone non gestito benissimo. 12:46 ancora da giocare in questo primo tempo, sempre 0-0 tra Levante Caprarica e Infinity. De Marco arpione il pallone ma lo perde in favore di Caisago. Palla in profondità, Vizcaino veniva incontro e quindi impossibile per la 6 recuperare la sfera. Plevano, Amanda pressata da Vizcaino, raddoppio di De Brito, esce bene la 55. Plevano in avanti, cerca e trova Giussi De Marco, ancora per Plevano, scambiano le due. Plevano, tra le linee c'è Pampo, si va nuovamente dalle parti di De Marco. Amanda, in qualche maniera in profondità per De Marco, arriva la chiusura di Carollo che allontana il pericolo, ma la rimessa è nuovamente in favore del Caprarica. Plevano, Pampo, tunnel sull'avversaria, trattenuti in maniera evidente. Pampo calcia via il pallone in maniera evidente, anche rischiando qualcosina. Arriva adesso Vania a parlare anche con presidente Morello. Proteste da parte del numero 1 delle pugliesi, rimbrotto da parte del direttore di gara. Gioco che sta per riprendere. Carollo in avanti a cercare De Brito, ottimo il controllo, lo scarico per Vizcaino, il tunnel e poi l'uscita bassa efficace di Oselame. Macinenti per il tentativo di Vizcaino. De Brito, spalle alla porta nuovamente, raddoppiata in maniera regolare. Plevano la tiene in campo, riparte il Caprarica. Plevano, il diagonale, sborsato, poi ancora Plevano. Pallone fuori. Fuori Carollo, dentro Esciana, fuori Vizcaino, dentro Pomposelli. Mentre Sara De Sanctis chiama lo schema prima di lanciare in avanti dalle parti di De Brito. Si gira benissimo De Brito, poi manca solamente il tiro a rete, c'è la deviazione di Pampo. Poco male per l'Infinity che guadagna un calcio d'angolo. Pomposelli al volo, centro in pieno Esciana, può ripartire De Marco, stoppata da Pomposelli. Gran giocata dalla 23, raddoppiata, poi la chiusura di Plevano. Amanda tra 3 avversarie. Un po' di frenesia in questa fase di gioco con Macinenti che mette la palla a fondo campo. De Marco prova la giocata di tacco, deviazione di Pomposelli, rimessa in zona d'attacco per il Levante Caprarica. Amanda, De Marco, finezza per Amanda, tra 2 avversari non riesce a passare e quindi si ripartirà con una rimessa laterale in favore dell'Infinity. Pomposelli in avanti, troppo profondo per De Brito, ha avuto davvero capacità da pivot vecchio stampo in questa fase del match. Amanda prova a superare Pomposelli, non ci riesce, guadagna comunque una rimessa laterale.
Ribeirete, tornata in campo, Amanda. Varchi chiusi, si torna indietro dalle parti di Antonella Plevano. De Marco si accentra, vince il contrasto. De Marco centra in pieno Ribeirete, ancora De Marco, chiusa da Pomposelli. Raddoppiata la 23, perde palla, ma guadagna una rimessa laterale. Grande occasione per Giusy De Marco, fermata dalla compagna in maniera involontaria. Esciana. Pomposelli. Jessica Esciana. Indicazioni dalla panchina per la numero 4 in maglia nero-azzurra. De Brito, la palla deviata in fallo laterale da Oselame. Non era semplice perché il pallone è passata tra due avversarie, mentre viene chiamato il time out al prossimo possesso da parte del Levante Capranica. Esciana in due tempi. Oselame, Plevano rischia su De Brito, ancora Oselame, si agganciano Plevano e De Brito, tutto regolare. In qualche maniera Mangafas prova a tenere in campo il pallone, sbaglia però il controllo. Pomposelli, Esciana, ancora per Pomposelli, palla in banda opposta, non ci sono compagne e quindi arriva il time out chiamato dalla panchina del Levante Caprarica. 10 minuti, 28 secondi sul cronometro, è sempre 0-0 tra Levante Caprarica e Infinity Academy Futsal. Ricordiamo che la gara d'andata le pugliesi si sono imposte per 3-0 alla Belbotea Arena di Tombolo in terra padovana, e quindi quello è un fattore da tenere in grande considerazione. Indicazioni da parte di Lucy Campanile alle sue ragazze, ritmi davvero alti, ritmi da Serie A, quelle che stanno dimostrando le due squadre in campo in un pomeriggio salentino che comunque sta regalando un po' di frescura, nonostante ormai siamo a metà maggio. Sono le condizioni pressoché ideali per giocare a futsal. Si riparte tra pochissimo, mentre Pampo, il direttore di gara, dopo un diverbio nel corso della gara, si sono parzialmente chiariti, quantomeno. De Sanctis con le mani, Bresciana, Valente rischia su Mangafas, poi recupera Privitera, ancora Mangafas, allontana la retroguardia dell'Infinity. Ribeirete centra in pieno Turetta, colpita in pieno volto, subito in campo per soccorrere la numero 11 del Infinity Futsal. Ovviamente subito campo il medico presente in campo per sincerarsi delle condizioni di Lorena Turetta. Applauso da parte del pubblico di casa nei confronti di Turetta, che è piuttosto frastornata. Per fortuna sembra essere nulla di grave per la numero 11 capitano dell'Infinity. Dentro Carollo con la maglia numero 2, gioco che è ripreso. Ribeirete cerca un calcio d'angolo che non c'è, proteste da parte delle salentine, mentre Privitera ha già recuperato il pallone. Oselame in uscita bassa
e Sciana era già pronta lì ad approfittarne. Mangafas, Riberete chiusa da Valente. Plevano, Riberete, ancora Valente a mordere le caviglie della 17. Sbaglia tutto Riberete, parte Valente, chiusura di Plevano, proteste veementi da parte di Riberete. A suo dire non c'era la distanza giusta per battere la rimessa laterale. Frattempo Infinity che ha conquistato un calcio d'angolo. Pomposelli, pallone a fondo campo. Schema che ha funzionato, è mancata solo la precisione ad Arianna Pomposelli. Mentre l'Infinity ha già recuperato il pallone dopo il lancio di Oselame, questa volta terminato direttamente a fondo campo. Pomposelli, scucchiaia in avanti per Valente. Centralmente trova però Amanda che prova a ripartire per il Levante Caprarica. Privitera. Mangafas alza la testa, cerca e trova Riberete, anticipata da Pomposelli. Mangafas, poi Carollo, vediamo di chi è il fallo di Mangafas nei confronti di Pomposelli. Calcio di punizione in favore dell'Infinity in quella che è la prima infrazione della gara al minuto numero 11:45. Gara giocata con il giusto agonismo, anche con grande correttezza, almeno sino ad ora bisogna dirlo. Ci si gioca tanto, le squadre stanno provando a fare la partita. Sistemare qualcosina al tabellone, poi si potrà ripartire. Bisogna aspettare il fischio del signor Vino di Barletta per riprendere il gioco. Oselame calcia verso la porta, pallone alto. Quindi sarà la collega Sara De Sanctis a rimettere in gioco il pallone per l'Infinity. De Brito, sombrero su Privitera, palla all'indietro per Pomposelli. E Sciana, Riberete l'attende centralmente, la palla era buona ma Pomposelli non ci arriva su quel pallone. Amanda ha allontanato ma non ci sono compagni pronti ad approfittare di una possibile ripartenza. De Sanctis, Valente in avanti a cercare De Brito, pallone difficile da raggiungere, ancora lancio di Oselame, palla che termina sul palo e Sciana mette ordine, conquista una rimessa laterale. Altro pericolo da lancio di Oselame, questa volta ci mette una pezza Jessica e Sciana. Pomposelli in avanti per De Brito, anticipata da Mangafas, subito a chiudere sul tentativo della 17. Tema tattico piuttosto evidente quello dell'Infinity in questa fase del match, cercare De Brito in avanti per poi provare a sfruttare le corsie laterali con l'abilità da parte di De Brito nello scarico. Brava Privitera adesso a guadagnare una rimessa laterale facendo carambolare la sfera sugli stinchi di Esciana. Dialogo tra Esciana e De Brito. Amanda in avanti, Valente anticipa Privitera, così come Riberete su Esciana, spallata vigorosa e fallosa. L'arbitro non dà il vantaggio, dà calcio di punizione in favore del Levante Caprarica. Rimane dolorante a terra Mangafas. Calcio di punizione in favore del Levante Caprarica, conto delle infrazioni che segna uno pari a 6:48 dalla fine del primo tempo.
Privitera. Centralmente per De Marco, capisce tutto Valente che l'anticipa depositando il pallone in fallo laterale. Amanda si gira sul piede perno. In due tempi De Sanctis, ha già servito Valente. Palla verso Esciana che però veniva in taglio centralmente, palla che sembrava destinata alla banda opposta. Riberete in avanti per Privitera. Prova di prima intenzione. Splendida la risposta di De Sanctis. Mangafas. Prova l'imbucata. Intercetta De Brito. Serve Valente. Apertura per Esciana in corsa. Esciana perde palla in favore di Giussi De Marco che fa valere il fisico. Supera De Brito. Riberete. Ancora De Marco. Cerca Privitera. Centralmente però non c'erano compagne. Infinity che riparte da Pomposelli. Dentro Federica Santi con la maglia numero 9 per le ospiti. Preso il posto di Esciana. Plevano alla battuta, pressing altissimo da parte dell'Infinity. Privitera si libera dalla pressione di Pomposelli. Amanda tra due avversarie. Alla meglio all'ultimo Valente che allontana il pericolo. Plevano di prima intenzione verso Privitera, anticipata da Pomposelli, guadagna metri in stile rugbyistico il Levante Caprarica, pronto a rimettere in gioco con una rimessa laterale. Sempre De Marco. Chiama in causa Oselame, cerchio di centrocampo. De Marco, bella l'apertura per Amanda. Ancora Privitera, centralmente Amanda stoppata da Pomposelli. Ancora Privitera, la puntata chiusa da Valente. Ancora Plevano per il Levante Caprarica che prova a premere sull'acceleratore. Riparte adesso Pomposelli per l'Infinity. Apertura per il tentativo con l'imbucata da parte di Santi che non viene corretta a rete. Palla a fondo campo. Mangafas. De Marco. Ancora per la 14. Plevano di prima intenzione verso Amanda e non riesce a gestire il pallone e c'è il time out chiamato dalla panchina dell'Infinity Academy Futsal con coach Marta Carluccio. Prova a dare indicazioni alle sue ragazze. Il primo tempo giocato con il piglio giusto da parte delle venete, consapevoli di dover recuperare 3 gol, ma lo stanno facendo con ordine e con intelligenza, provando a sfruttare quelle che sono le loro caratteristiche. Stesso discorso che vale ovviamente per il Levante Caprarica. Dicevamo, Infinity che ha vinto la stagione regolare davanti al Boca Junior, con il Real Grisignano che è giunto quinto al termine della stagione regolare, ma che in realtà è la squadra che è arrivata a giocarsi il possibile sogno Serie A. Ironia della sorte, Real Grisignano che ha giocato ieri la gara d'andata contro la Virtus Cap San Michele, altra squadra che invece ha conteso per tanto tempo il primato al Levante Caprarica nel girone D. Ieri 2-2 tra Real Grisignano e Virtus Cap San Michele, con la gara che di ritorno al Palla alla Gravinese che si giocherà sabato prossimo. Bella giocata di Amanda, il diagonale, la palla fuori, che giocata da parte di Amanda. (4:40) all'intervallo. Valente. Stoppato il tentativo da Mangafas, poi De Brito la mette giù. Prova l'imbucata, trova però un calcio d'angolo per via della deviazione di Antonella Plevano.
Pomposelli, tentativo respinto da Oselame, sarà un nuovo corner. Indicazioni di Caterina De Brito, non contenta del posizionamento delle compagne. Pomposelli, centralmente, prova! Oselame c'è! Tiro complicato da parare, soprattutto perché c'erano davvero tanti elementi davanti che ostruivano la visuale. Ancora Oselame a cercare Amanda, altro lancio. De Sanctis per De Brito, prova a superare Plevano, chiusa da quest'ultima, torna in zona d'attacco l'Infinity. Altra deviazione respinta da Plevano, riparte Amanda, sbaglia tutto con l'esterno, ripartenza Pomposelli, ancora Pomposelli, chiusa da Plevano, il tentativo, la palla lambisce il palo, termina fuori. Fuori Amanda, dentro Patiri Beirete, Plevano. Mangafas sbaglia il controllo, alla meglio De Brito, poi arriva Riberete a recuperare il pallone, a calciare, pallone di poco alto. De Sanctis con le mani per Santi. Pomposelli, De Brito. Pallone recuperato da Mangafas, sbaglia però il controllo. Ancora De Sanctis con le mani per Viscaino, lotta con De Brito. Santi, ancora De Brito. Prova ad accentrarsi. De Brito! Caterina De Brito sblocca il risultato. Infinity avanti 1-0 a Caprarica. (16 minuti 54 secondi sul cronometro). Si sblocca il risultato a Caprarica di Lecce con l'Infinity avanti 1-0. De Marco! Strepitosa la risposta in calcio d'angolo di De Sanctis. Dicevamo, risultato sbloccato al minuto numero 16:54 con la rete di De Brito. De Marco, il tentativo, traversa e poi la palla termina fuori. Occasionissima per il pari sui piedi di Giusy De Marco. Sfortunata la numero 7. Pallone che ha centrato in pieno la traversa, rimbalzato sulla linea, poi terminato fuori. Pomposelli. Varchi chiusi, allora si va dalla parte opposta con Caisago che rischia su De Marco. Ancora Pomposelli. Viscaino. Ancora Pomposelli, si mette in proprio. È partita Pomposelli, chiusa da Mangafas in fallo laterale. Santi. Viscaino. Ancora Santi. Lotta con Mangafas e quest'ultima a deviare il pallone in fallo laterale. In qualche maniera Caisago. Poi arriva Santi, chiusa da due avversari. L'ultimo tocco è il suo. Torna in zona d'attacco il Levante Caprarica con Plevano. Pressione da parte di Viscaino. De Marco per Mangafas. Triangolazione che va a buon fine. De Marco! Giusy De Marco fa esplodere la tensostruttura di Caprarica di Lecce. E 1-1 Levante. Impressionante l'urlo della tifoseria di
di casa al gol di Giussi De Marco, che rimette la partita nuovamente in parità. 18-10, arriva il gol di Giussi De Marco, la triangolazione perfetta, chiusa poi con un tiro davvero preciso da parte di De Marco. E quindi 1-1, ma soprattutto ancora più 3 per il Levante Caprarica. Pomposelli, tentativo che lambisce l'incrocio dei pali. Ancora lancio in avanti. De Sanctis con le mani a cercare Vizcaino, la palla poi calciata alle stelle da Mangafas, sarà calcio d'angolo in favore dell'Infinity. 72 secondi ancora da giocare, anzi si tratta di rimessa laterale già battuta. Plevano recupera palla, Riberete con l'esterno per Mangafas, Amanda, Oselame, Plevano sfrutta in larghezza le dimensioni del campo il Levante Caprarica. Plevano ancora per Amanda, pressione di Turetta, non è andata a buon fine, la rivediamo in campo con piacere dopo la pallonata in pieno volto che l'ha costretta ad uscire dal campo. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, 42 secondi e 9 centesimi per la precisione. Ribeirete, pallone fuori. De Sanctis con le mani, lanci in avanti a cercare Pomposelli, anticipata da Amanda in maniera irregolare, calcio di punizione in favore dell'Infinity. Infrazione numero 2 commessa dal Levante Caprarica. Plevano non l'ha presa bene. Pericolo per la porta di Gabriela Oselame. In pratica è un tiro libero con barriera, non sono 10 metri, saranno più o meno 8,5. Pomposelli e Sciana confabulano sul da farsi. Rimane Arianna Pomposelli sul punto di battuta. Vediamo se sarà tiro a rete oppure l'esecuzione di uno schema. Balisticamente Pomposelli ha grandi capacità. Tiro, la palla allontanata da Amanda. Mangafas al volo, pallone alto. Pericolo scampato per il Levante Caprarica. Pomposelli a cercare in avanti Vizcaino, pallone impossibile da raggiungere. Rimessa per il Levante Caprarica. Amanda prova a superare l'avversario, poi bravissima De Sanctis. Privitera, Amanda sotto porta, la calcia fuori. (16 secondi ancora da giocare). Pallone in campo, De Sanctis con le mani per Vizcaino. Intercetta Riberete, la tiene in campo. Grande giocata di Riberete che supera due avversari. Riberete, palla in mezzo per Amanda. 2-1 Levante Caprarica. Amanda in gol, ma che giocata di Patti Riberete. (19 minuti, 54 secondi sul cronometro). Il Caprarica la ribalta e avanti 2-1. Turetta supera Privitera, poi sbaglia lo scarico, pallone fuori.
coach Campanile dice alle sue di andare in profondità. Vediamo cosa fa Plevano e segue alla lettera. De Sanctis anticipa Privitera, ma non c'è più tempo. Arriva il duplice fischio da parte della coppia arbitrale. Si va al riposo con il Levante Caprarica avanti 2-1 sull'Infinity Academy Futsal nella gara di ritorno della finale playoff di Serie B femminile. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi del match.
Nuovamente collegati con la tensostruttura di Caprarica di Lecce per seguire insieme il secondo tempo di Levante Caprarica Infinity Academy Futsal. Gara, ricordiamo, valevole per il ritorno della finale playoff in Serie B femminile, riservato alle squadre vincenti dei gironi. Si riparte dal 2-1 maturato nel primo tempo. Tra poco si riparte. Fischio dell'arbitro. Comincia il secondo tempo. Ci separano 20 minuti per capire chi tra Levante Caprarica Infinity Academy Futsal conquisterà la promozione in Serie A femminile. Dicevamo, si riparte dal 2-1 maturato nel primo tempo. Iniziale vantaggio di De Brito al 16° minuto e 54, pari di De Marco al 18° e 10. Vantaggio di Amanda al 19° minuto e 54, che abbinato al 3-0 dell'andata significa in questo momento gestire 4 gol di vantaggio per la compagine di Lusi Campanile. Tentativo di Plevano sventato da De Sanctis. Andiamo a leggere questo calcio d'angolo prima di dare un po' un'occhiata a quelli che sono i quintetti iniziali. De Brito fa tutto da sola, supera 2 avversari, poi subisce fallo, credo da Privitera. Calcio di punizione in favore dell'Infinity, che a differenza del primo tempo arriva dopo appena 32 secondi. E dicevamo, Infinity con De Sanctis, Esciana, Pomposelli, De Brito e Valente. Levante con Oselame, Amanda, Riberete, Plevano e Privitera. Pomposelli, la puntata termina fuori, non c'è calcio d'angolo. Ricordiamo che nella mattinata odierna il Napoli ha conquistato la promozione in Serie A, ribaltando il 2-1 passivo casa del top 5, vincendo in casa 7-3. Complimenti alla Woman Napoli, che adesso aspetta di capire chi sarà l'altra squadra che potrà festeggiare in questa domenica. Oselame, Amanda di prima intenzione, sbaglia tutto. Valente centralmente, apertura per Esciana, il diagonale chiuso da Amanda che rimedia all'errore precedente. De Brito, tentativo stoppato sul nascere da Privitera. Valente, pressione da parte delle salentine, gioco pericoloso di De Brito, non cumulativo ma pericoloso secondo il signor Vania Di Barletta, che dirige il match assieme a Vino, anch'egli della sezione di Barletta, mentre il crono è rizzato di Brindisi. De Brito non riesce a superare Plevano, sale palla al piede la 19 centralmente, prova il tiro e poi il tap-in di Privitera errato, poi ancora Amanda, stoppato il tentativo da Pomposelli. Timide proteste per un possibile tocco di braccio da parte di Pomposelli, ma il braccio era aderente al corpo. Bene hanno fatto gli arbitri nell'eventualità a lasciar proseguire il gioco. De Brito, Esciana, ancora per De Brito, seguita da Privitera, il raddoppio di Plevano che le ruba la palla. Riberete, pressata da Valente, Riberete guadagna una rimessa laterale, fa respirare la retroguardia. Oselame, puntata a cercare Privitera, capisce tutto Pomposelli, apertura per Esciana, la puntata termina fuori, non c'è deviazione, una parabola arcuata, strana, sembrava esserci una deviazione ma così non è. Ancora Oselame in avanti per Privitera, ottimo il controllo, tiene palla, lo scarico perfetto per Plevano, qualche problema nel gestione del pallone, arriva ancora Privitera a mettere ordine, si cincischia lì nella zona centrale del campo, rimessa operata dal Levante, poi Oselame calcia di prima intenzione lontano dove non ci sono compagne. Volati via già quasi 3 minuti dall'inizio della ripresa.
ovviamente con il passare del tempo ci aspettiamo anche un maggiore forcing da parte dell'Infinity, che ha da recuperare davvero tanto per provare tentativo di De Marco stoppato. Privitera di controbalzo, pallone fuori. Amanda la battuta, all'indietro per Ribeirete, centralmente De Marco, lo scarico per Amanda, palla ad un soffio al lato. Ancora Valente, Privitera anticipato, poi Turetta. Valente recupera palla, poi Esciana anticipa Ribeirete che torna su di lei, palla in fallo laterale. Ancora centralmente, Turetta liscia il pallone. Ribeirete recupera la sfera. Privitera, pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Esciana riparte, palla al piede. Valente, lo scarico, palla che rimane lì, ma Valente ci mette una pezza. Pomposelli dalla distanza, centra in pieno De Marco, ancora la 23 in possesso. Altro tentativo, deviazione di De Marco, sarà calcio d'angolo in favore dell'Infinity. Giusta la segnalazione di Vania, che era sulla nostra stessa linea. Turetta all'indietro per Valente, ancora Esciana, l'imbucata con De Marco che anticipa Turetta. Ripartenza Amanda che ha spazio, ancora Amanda, lo scarico non va a buon fine, è un rimpallo sì, ma l'ultimo tocco è... Vediamo di chi. Nel frattempo viene segnalato un fallo retroattivo nei confronti dell'Infinity. La palla terminata a fondo campo, non c'era calcio d'angolo. Turetta per Pomposelli. Varchi chiusi, si va dalla banda opposta dove c'è Macinenti, stoppata da Capitan Martina Pampo. Turetta, Pomposelli. Tentativo che termina in rete. D'improvviso Pomposelli dal nulla per il 2-2. Cinque minuti, 5 secondi sul cronometro. Nuova parità alla tensostruttura di Caprarica di Lecce, con il gol di Pomposelli. Ventesima rete in stagione per lei. Giocatrice infinita, che poi c'è ancora di fare la differenza. De Marco, Pampo, De Marco con grandissima personalità, esce dal pressing in maniera impeccabile Levante Caprarica, meritandosi anche
l'applauso del pubblico di casa. Mangafas rischia su Pomposelli, palla vagante, sicuramente non posizionate bene le compagne di Pampo nel momento della battuta della rimessa laterale. Esciana, chiusa da Riberete, palla in fallo laterale. Con il 2-2 Levante Caprarica ad andare in Serie A, forte del 3-0 maturato in terra veneta. Pomposelli centralmente, prova il tiro, stoppato da Pampo. De Marchio prova ad uscire, palla al piede, palla in avanti proprio verso Pampo che non riesce ad arpionare il pallone. Momento favorevole all'Infinity che prova a spingere per accorciare il passivo. Turetta per Esciana. Pomposelli, bella l'apertura per Jessica Esciana, arriva subito in pressione Mangafas, difende il pallone Esciana, guadagna una rimessa laterale. Pomposelli, Turetta, brava Pampo a mordere le caviglie di Macinenti. La rimessa è in favore delle ospiti. Pomposelli, chiusa da Pampo, si rimane nella stessa zona per battere una nuova rimessa laterale. Dialogano Esciana e Pomposelli. Suolata di Pomposelli, recupera palla De Marco, sale palla al piede, scarico per Riberete tra tre avversarie. Fallo di Turetta, calcio di punizione in favore del Levante Caprarica. Rimane per terra dolorante Pati Riberete, anzi dovrebbero essere crampi per lei. Riberete per Amanda, imbucata, De Marco si accentra, il tiro stoppato, poi ancora Mangafas, c'è la deviazione di Pomposelli, sarà corner. Proteste di De Sanctis, rispedita tra i pali dalle compagne. De Marco in qualche modo la mette giù con l'esterno, triangolazione con Mangafas, Giussi De Marco sul primo palo, beffa De Sanctis, rimette la freccia il Levante Caprarica, avanti 3-2. Sei minuti, 52 secondi sul cronometro. Doppietta per De Marco, 12° gol stagionale per lei. Amanda preferisce rifugiarsi in fallo laterale dopo la pressione di Esciana. Pomposelli dalla distanza, manca la precisione questa volta al talento in maglia numero 23. De Marco taglia il campo in diagonale. De Marco, sterzata, prova a superare Esciana, non ci riesce, che si mette in proprio, l'apertura bella per Mancinenti, ancora, poi Carollo la mette fuori. Occasione per il 3-3 da parte dell'Infinity, non concretizzata. Che rischio da parte di De Marco, perde palla, Esciana, c'è Oselame, allontana Plevano, Pomposelli, pallone fuori. Fuori Mancinenti, dentro Vizcaino, altro cambio, fuori Esciana, dentro Caterine De Brito. Plevano,
Amanda di prima intenzione per Pampo che lascia sul posto l'avversaria. Apertura di Pampo stoppata da Carollo. Amanda supera Pomposelli. Amanda! Splendida rete di Amanda nell'angolino più lontano. Non può nulla De Santis. E 4-2 Levante Caprarica. Sette minuti 50 secondi sul cronometro. Allunga il passo la compagine di Lusi Campanile. Siamo sul 4-2. Doppiette di De Marco e Amanda. De Brito, Valente, pallone in profondità, non ci può arrivare Maria Carollo. Oselame con le mani a cercare Privitera, anticipata proprio da Carollo, ma il possesso è in favore delle salentine. Plevano, Pampo, pressione di Valente, efficace ma non tale da recuperare il pallone. Amanda, Plevano, in avanti per Privitera, esce bene dal pressing il Levante. Puntata di Amanda senza forza, facile per De Sanctis che è già servito Valente. De Brito la mette giù, sterzata, non ci casca Plevano che in fase difensiva sta giocando un'ottima partita. Pampo anticipa Vizcaino, Valente prova a superare Privitera, in qualche modo riesce a cercare successivamente De Brito, sporca il disimpegno Plevano. Carollo, centralmente, riparte Privitera, Privitera, palo esterno di Privitera. Levante Caprarica vicino alla quinta rete con Veronica Privitera. Fallo in attacco di De Brito ai danni di Amanda, calcio di punizione in favore del Levante Caprarica. Privitera fermata da De Brito, terzo fallo commesso dall'Infinity. Plevano, Pampo, Oselame, Amanda in profondità per Plevano, bella apertura per Pampo che ha spazio. Pampo si allunga il pallone, termina a fondo campo, ma c'è calcio d'angolo per il Levante Caprarica, lo stesso capitano in maglia numero 21 a battere. Pallone sporcato da Vizcaino, sarà rimessa laterale. Arbitro che ferma il gioco, bisogna sistemare la porta dell'Infinity, adesso si può ripartire. Plevano, Oselame con la punta in avanti a cercare e trovare Privitera, lo scarico ottimo per Amanda, apertura per Plevano di prima intenzione, sterzata, Amanda attraversa e la palla termina in rete e gol di Amanda, tripletta personale per lei e 5-2 Levante Caprarica nel tripudio della tensostruttura. Nove minuti 33 secondi sul cronometro. Allunga il passo il Levante. 5-2, tripletta di Amanda che sale a quota 16 gol stagionali tra campionato e playoff. De Brito accorcia subito con il power play e 5-3 Infinity. (9:47) si porta sul -2 l'Infinity con Caterine De Brito alla prima azione con Pomposelli power play. È arrivato il gol ed ecco ripetersi la situazione tattica. Ecco la Arianna Pomposelli con
la maglia da portiere di movimento. De Brito. Fallo di Pampo ai danni di De Brito, calcio di punizione in favore dell'Infinity. Seconda infrazione del Levante Caprarica e Infinity che si ripropone in attacco con il power play. Esciana. Pomposelli. Esciana. Ancora per Pomposelli. Valente. Pomposelli. Ancora dalle parti di Anna Valente. Viscaino, l'imbucata. Pampo chiude. Ammonizione per Pampo e calcio di rigore per l'Infinity. Arbitro segnala che Pampo ha allargato il braccio in maniera irregolare, quindi cartellino giallo per lei. Tutto pronto per battere questo penalty. Viscaino contro Selame. Fischio dell'arbitro. Viscaino per il 5-4 dell'Infinity Academy Futsal. Dieci minuti, 32 secondi sul cronometro. Power play efficace per l'Infinity, che dal 5-2 si è portato sul 5-4 nel giro di 50 secondi. Esciana, De Brito, Valente, ancora per Esciana. Torna Pomposelli in campo, power play. Viscaino, Esciana, Pomposelli, Valente. Ancora all'indietro per Jessica Esciana. Viscaino. Bella apertura per Valente, poi il tap-in da parte di Caterine De Brito. Tutto in parità, 5-5. (11 minuti 24 secondi). Lo spettacolo non manca a Caprarica di Lecce. Dal 5-2 siamo passati al 5-5. Una partita bellissima. Errore sull'asse Viscaino Valente. Amanda alla puntata! D'improvviso! Ancora Amanda! Quaterna per lei! Partita infinita! Nuovo vantaggio Levante Caprarica, 6-5. (11 minuti 48 secondi). Andiamo a segnare sul nostro taccuino la rete numero 11 di una partita incredibile. Tornata Pomposelli, power play. Infinity che aveva recuperato dal 5-2 a 5-5 e d'improvviso si ritrova nuovamente sotto. Pomposelli, respinto da Amanda, ancora tentativo sborzato da Plevano. Non è rigore ovviamente. Questa volta ci permettiamo di dirlo anche noi, visto che il corpo era davanti, il braccio era davanti al corpo. Non si è creato volume. E quindi bene hanno fatto i signori Vagna e Vino di Barletta. Mentre problemi per Ribeirete. Credo crampi per lei. Accomodatasi fuori, dentro Doria con la maglia numero 10.
Gioco che non riprende nonostante Riberete sia fuori dal campo. Biscaino pronto a battere per l'Infinity. Valente, Esciana, Pomposelli, Esciana, ancora Pomposelli, Valente, fa girare palla all'Infinity con l'esterno, questa volta errore da parte di Jessica Esciana, uno dei pochi di questa partita da parte sua. Doria, Amanda, assoluta protagonista di questa finale di ritorno. Mangafas all'indietro per Plevano, Doria a cercare nuovamente Amanda che non può arrivare su questo pallone. 7 minuti 10 secondi. Levante avanti 6-5, palla ancora in gioco. De Brito alla battuta. Esciana, Pomposelli, chiusa da Doria, allora si va sulla destra per Caterine De Brito. Tiro respinto da Amanda, lotta poi con Biscaino, travolge anche Plevano, l'ultimo tocco è della numero 6 dell'Infinity. Rimessa laterale Levante Caprarica. Amanda a cercare, trovare Mangafas, controllo ottimo, si aggancia con Esciana, calcio di punizione ed ammonizione per Esciana. Ammonizione numero 2 della partita, la prima in casa Infinity che sale a 4 infrazioni. Cattiva di giornata per il Levante Caprarica Martina Pampo. Doria e Privitera sul punto di battuta per questo calcio di punizione. Sistema la barriera De Sanctis. Valente De Brito con la sola Anna Valente che rimane in barriera. Parte il tentativo in 2 tempi, brava De Sanctis. De Brito. Rischia, perde palla, Mangafas, pallone alto. Torna Pomposelli tra i pali. Serve un pallone per riprendere il gioco. Dentro anche Turetta in luogo di Vizcaino. Lancio di Pomposelli a cercare De Brito, la mette giù, la difende, poi la perde. Pallone a campanile, Mangafas in qualche maniera calcia verso la porta, ma per Pomposelli un gioco da ragazzi, recuperare il pallone, servire già De Brito, la mette a campo avversaria. Sul secondo palo Esciana, vicinissima al 6-6. Azione lampo da parte dell'Infinity. Oselame lancia dalle parti di Mangafas che non riesce a spizzare il pallone. Proteste di De Brito nei confronti del direttore di gara. Esciana con una finta manda al bar Plevano, ancora Esciana. Valente dalla distanza, pallone a fondo campo. Brava Pomposelli ad uscire, anticipare Mangafas depositando il pallone in fallo laterale. Amanda prova il tacco Mangafas, ma ancora dalla distanza ci prova questa volta Doria. Pallone a fondo campo. Esciana. Turetta, pressione alta da parte del Levante Caprarica che impedisce in pratica a Pomposelli di giocare da power play. Giocando davvero il proprio portiere tra i pali, Arianna Pomposelli.
Doria per Mangafas, pallone deviato in calcio d'angolo da Pomposelli. Ancora Pomposelli, Doria sbaglia l'imbucata con il piattone, palla alta. Panchine che non hanno ancora utilizzato il time out a disposizione nella ripresa. De Brito. Si aggancia con Amanda, tutto regolare secondo i direttori di gara. Oselame in profondità, sicura Pomposelli che poi si autolancia. È partita Pomposelli, apertura per Turetta, l'imbucata, De Brito anticipata da Mangafas, brava a guadagnare anche una rimessa laterale. Esulta la panchina del Levante, che capisce quanto sia importante in questa fase del match recuperare un possesso, dettagli che possono fare la differenza. De Marco, Plevano, si distende la 7, deviazione di Valente in fallo laterale. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti della partita. Amanda in profondità per Plevano che ha spazio. Plevano, deviazione di Pomposelli in calcio d'angolo. Si tratta di rimessa laterale di tacco De Marco. Pomposelli attenta. Serve Sciana. Tunnel su Doria. Turetta. Chiusura di Amanda in calcio d'angolo. E arriva il time out chiamato dalla panchina dell'Infinity Academy Futsal. 4 minuti 36 secondi ci separano dalla fine della gara. Siamo sul 6-5 in virtù dello 0-3 maturato in terra veneta. Sarebbe festa per il Levante Caprarica. Infinity che ha avuto la capacità in pratica di recuperare 3 gol tra il minuto numero 9 e 47 e il minuto numero 11 e 24, passando dal 5-2 al 5-5. Poi Amanda con una puntata che è stata andata a insaccare sul palo più lontano, ha riportato nuovamente le salentine avanti di una marcatura. Si ritorna in campo questa volta con Pomposelli che potrà finalmente giocare nella metà campo avversaria. Ha giocato un paio di minuti in pratica tra i pali. De Brito e Sciana. Pomposelli e Sciana. De Brito. Comunque vada, una sfida incredibile. Valente, palla per Turetta. Tap-in di Turetta. 6-6. Partita che non smette di regalare emozioni. Quindicesimo minuto, 38 secondi, nuovo parità, siamo sul 6-6. Errore di Esciana con Turetta che non può arrivare su quel pallone. Plevano in avanti a cercare De Marco, capisce tutto Valente. Plevano anticipa De Brito, la palla torna dalle parti della 17. De Marco di Sarciona, ma poi Esciana in qualche maniera prova a ripartire. Amanda sbaglia il controllo, pallone recuperato da Pomposelli che ormai non fa più cambio con De Sanctis. Riberete prova a ripartire, si allunga il pallone, altro errore questa volta da parte di Turetta che non riesce a servire De Brito, era tutta sola sulla banda destra. Ovviamente siamo nella fase finale di una partita giocata a ritmi forsennati e la mancanza di lucidità ci può anche stare a 3 minuti e 40 secondi dalla fine. Pomposelli, Esciana, De Brito, Esciana, Turetta, palla in mezzo, capisce tutto Amanda, allontanata, l'ultimo tocco è di Amanda, proteste da parte della panchina salentina.
Valente, Esciana, Pomposelli, Valente, prova l'imbucata, stoppata da Amanda, ma è ancora possesso Infinity. Esciana, De Brito, palla in mezzo, Pampo si rifugia in calcio d'angolo. Jessica Esciana, Pomposelli, ancora Esciana, dialogano le due, pressione di Plevano. Valente non può toccare il pallone nella metà campo avversaria, anzi nella propria metà campo. Pomposelli, rientrata di mezzo metro secondo il signor Vania di Barletta, quindi calcio di punizione in favore del Levante Caprarica. 2:54 ancora da giocare. Amanda sul punto di battuta, Pampo, Amanda, sale la pressione dell'Infinity, Oselame in avanti, possesso regalato a Pomposelli. De Brito lotta con Amanda, da terra Amanda, evita la ripartenza di De Brito, rimessa laterale Infinity. Dentro Cucuracchi, Noemi Cucuracchi con la maglia numero 26. Deviazione di Oselame, miracolosa su De Brito. Esciana mette giù il pallone. De Brito. Esciana si aggiusta, il tentativo respinto, ancora De Brito! Il tappino di Caterine De Brito, 6-7 Infinity. (17 minuti 36 secondi sul cronometro). 6-7. Per un Infinity Academy Futsal che rimette avanti la testa. Oselame calcia direttamente sulle tribunette. Finale al cardiopalma qui al Tenso Struttura di Caprarica di Lecce. Riberete lotta con Pomposelli, Plevano difende il pallone, De Brito lotta con Amanda, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è di Amanda, rimessa laterale Infinity. E Pomposelli si sistema, power play. 2:06 ancora da giocare. Rimbrotto di Vania nei confronti di Plevano. Esciana, Pomposelli, Valente. Esciana di prima intenzione, chiude bene. Plevano sbaglia tutto. Pallone in fallo laterale. Pomposelli sale palla al piede, si libera di Riberete, è partita, poi fermata proprio dal ritorno di Riberete, palla in fallo laterale, possesso in favore dell'Infinity a 1:47 dalla fine. De Brito, Esciana, Pomposelli, Valente per De Brito, c'è spazio, clamorosamente al lato. Oselame in profondità, palla per Plevano anticipata da Esciana, può rifiatare qualche secondo il Levante Caprarica. Plevano raddoppiata, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è di Antonella Plevano, rimessa laterale per le Venete. 90 secondi ancora, Plevano di testa, Valente al volo, palla fuori. Oselame con le mani, Amanda di tacco per Riberete, prova a gestire anche il tempo, giocata di Riberete, palla in mezzo, Cucuracchi al lato. Pomposelli, palla in avanti, De Brito anticipata da Amanda, sarà rimessa per l'Infinity. 71 secondi ancora da giocare, 71 secondi di speranza per l'Infinity.
71 secondi di passione per il Levante Caprarica. Tentativo stoppato da Riberete, tutto regolare secondo gli arbitri. Esciana a metà strada tra Valente e Pomposelli, pallone fuori, sospirone di sollievo per il Levante Caprarica. Siamo entrati nell'ultimo minuto della gara. Controfallo Cucuracchi, regalo della 26. Valente sul punto di battuta, momento decisivo per la storia e la stagione di queste due squadre. Esciana, De Brito, Esciana, Pomposelli, Valente, ancora all'indietro per Arianna Pomposelli, pressione di Cucuracchi, Esciana, Pomposelli, Valente, ancora per Esciana che non ci arriva. 42 secondi ancora, tutti a guardare il cronometro sulla panchina del Levante Caprarica. Tensione alle stelle. Amanda recupera palla, sale palla al piede, ancora Amanda, fallo di Valente, calcio di punizione, ammonizione per Valente. Quinto fallo per l'Infinity, bonus esaurito. Proteste da parte di coach Marta Carluccio nei confronti del direttore di gara. Bisogna asciugare il gommato della tensostruttura. (33 secondi). Cucuracchi sul punto di battuta. De Sanctis sistema la barriera. Tiro che termina direttamente al lato e torna Pomposelli in campo. Di tacco Viscaino per Oselame che lancia dalle parti di Cucuracchi al volo. Bella l'idea, pallone alto. (24 secondi, ancora da giocare. Viscaino anticipata da Oselame, guadagna una rimessa d'attacco. L'Infinity, Valente pronta a rimettere in gioco il pallone per le sue. Esciana, De Brito stoppata da Amanda, ancora De Brito costretta a tornare all'indietro. Esciana, pressione di Cucuracchi. Pomposelli chiusa da Riberete in maniera fallosa, calcio di punizione, terzo fallo per il Levante Caprarica, 8 secondi da giocare, ammonizione per Riberete. La quarta ammonita del match. Comincia il countdown da parte della tifoseria giallonera. Riberete recupera il pallone, calcia verso la porta, pallone fuori. Pomposelli mette in gioco il pallone, ma è finita! È finita! Il Levante Caprarica scrive una pagina storica, conquistando la promozione in Serie A femminile. Vittoria dell'Infinity Academy Futsal per 7-6, ma l'affermazione da parte delle venete non basta. In Serie A ci va il
Levante Caprarica, il Salento in Serie A, grazie alla compagine del presidente Pierpaolo Morello, che ha la meglio nel doppio confronto. Il 3-0 del Belbotea Arena di Tombolo risulta decisiva, con i 2 gol di vantaggio che decidono in pratica la finale tra le vincenti dei gironi di Serie B femminile. Lacrime in campo da parte delle giallonere, oggi in maglia rosso-verde. Una stagione incredibile da parte del Levante Caprarica, chiusa da imbattute. Non prima di questa partita, perché l'unica sconfitta è quella maturata oggi, ma è una sconfitta dolcissima per le ragazze di Lusi Campanile, che l'anno prossimo giocheranno in Serie A. Nulla è ancora perduto per l'Infinity, che potrà ancora tentare il passaggio nella massima serie, con ancora un proseguo di stagione, ancora tutto da vedere, soprattutto per quel che sarà poi il nome dell'avversaria da affrontare. In cerchio l'Infinity per darsi forza, mentre dall'altra parte partono le feste con le ragazze di Lusi Campanile che festeggiano verso i propri tifosi. Il trofeo è già pronto al centro del campo. Con Umberto Ferrini, consigliere della divisione calcio a 5, pronto a consegnare il trofeo, non prima di aver fatto i complimenti a coach Carluccio e alle componenti dell'Infinity Academy Futsal. Consigliere Ferrini nei pressi del trofeo. Ferrini è pronto a consegnare il trofeo al presidente Morello. È tutto pronto per la premiazione. Foto di rito. Pampo, Morello e Ferrini per la consegna della Coppa, con Capitan Pampo pronta a esultare. Può festeggiare il Levante Caprarica, trofeo al cielo. Il Levante Caprarica è promosso in Serie A femminile. Una stagione davvero incredibile, con un finale davvero bello, come davvero bello è l'applauso da parte delle ragazze dell'Infinity Academy Futsal, rimaste qui ad applaudire le avversarie. Una sintesi di come dovrebbe essere vissuto lo sport, con l'applauso per chi ha avuto la meglio. Complimenti davvero alla compagine veneta, complimenti al Levante Caprarica per la promozione in Serie A
e da parte di Gianluca Valente è tutto. Un grazie per averci seguito qui sul canale YouTube della divisione Calcio a 5 e un appuntamento ai prossimi impegni della stagione.